Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare una persona che cerca la sua anima gemella. Si chiama Michele, ha 78 anni e viene da Campobello di Mazara. Buonasera signor Michele. Buonasera. Allora mi dica, lei è di Campobello di Mazara? Sì. E ha 78 anni? Sì. Allora ascolti, come dovrebbe essere questa sua donna ideale? Ma addirittura normale, dalle 50 alle 60 anni, come altezza, peso praticamente. Il peso è irrilevante? Cioè quanto dovrebbe pesare? Più o meno peso altezza quando significa? Se è 1,60 m, Dovrebbe essere 60-65 massimo. Quindi Cioè dovrebbe essere calibrata, giusto, peso normale. Calibrato. Vabbè, Poi, come età abbiamo detto 50-60 anni massimo. perfetto. Disposto a trasferirsi e di condividere il resto della nostra vita. Certo, da accompagnarla praticamente. Accompagnarla. Che la voglia bene. Certo. La vuole pensionata? Sì. Se ce l'ha è meglio ancora. Se lavora ci fa niente? Beh, se lavora, da me ce n'è lavoro. Da me ce n'è lavoro, quindi. Lei praticamente è pensionato. Che lavoro faceva? Io sono ancora faccio l'imprenditore agricolo. L'imprenditore agricolo. Sì, signora. A Campobello di Mazzara sempre. Bello di Mazzara. C'ho terrene, c'ho olivete, quindi ora viene la raccolta delle olive e quindi ho bisogno della compagnia. Il da fare c'è. La prima cosa principale. Poi Praticamente la situazione economica è benestante, quindi non ha problemi sotto questo lato. non ci sono problemi. Non ci sono. Perfetto, a casa propria, eccetera, eccetera. Tutto casa propria. Vabbè, mi dica un'altra cosa, lei è, diciamo, motorizzato, c'ha la macchina? Sì, ho 2 macchine. E c'ha pure la patente che, Certo. nonostante la sua età, mi sembra che lei li dimostri abbastanza bene. La macchina che uso per la campagna, c'ho un fuoristrada per la campagna, quindi sono attrezzato in tutto, quindi non mi manca niente, mi manca solo la compagna. Complimenti, perché un uomo abbastanza arzillo nonostante l'età, perché si avvicina giustamente agli 80 anni. Ancora mi muovo abbastanza bene. Quindi. Vabbè, mi dica signor Michele, quali sono i suoi hobby? Come passa il tempo nella giornata? Ma così, a girare, gironzolare, perché la solitudine è la malattia peggiore che La posso. solitudine purtroppo è una cosa brutta. Mi squaglia così il giorno quando non ho niente da fare, solo a girare, parlare con gli amici, e questo è il mio hobby praticamente. Quindi, non ho vizi di nessuna maniera, non fumo, ero dilettante della caccia, ora dietro l'età ho lasciato il porto d'armi, quindi non ho altro da aggiungere perché non sono uno che sto a gironzolare nel paese, vizi di nessuna maniera e quindi Certo. mi sento una persona molto in gamba, sono rispettato nella società, Importante questo. quindi, e che vorrei che sia eventualmente una compagna che si sappia presentare nella società, Certo. che abbia un buon carattere, che si faccia rispettare E che si adegui giustamente al suo tenore di vita. appunto, questo Giusto. è quello che è importante. E quindi non ho altro da aggiungere perché non sono Esatto. un laureato in buoni studi.
Lei praticamente è vedovo? Sì, Da circa un anno. un anno, ha perso la moglie praticamente. E c'ha figli? Sì, 2 figli sposati, Autonomi? sono fuori, quindi non possono badare con me. Io non posso andare dai miei figli perché ho impegni qua che non posso trascurare, quindi ho tutto il sudore della mia vita e le sento curare ancora con tanto di affetto, con tanta di stima, quindi non lascio abbandonare niente. Certo. Va bene signor Michele, bene care amiche, se c'è una donna disposta a fare compagnia al signor Michele, 78 anni di Campobello di Mazara, può rivolgersi tranquillamente al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Ok, il signor Michele è qui che aspetta, quindi amiche telespettatrici, telefonate perché il signor Michele aspetta voi, ok? Ciao da Alberto, ciao da Tante cose da me, tante saluti da me. signor Michele, ciao amici, a dopo.